Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata di archeologia organizzata dall'Associazione Culturale Onebu. Stasera parleremo di civiltà nuragica e del periodo che precede la civiltà nuragica. Parleremo di architetture dei morti prevalentemente. Siamo in compagnia di Natalia Guiso, una studiosa che abbiamo imparato a conoscere grazie a Facebook, le sue escursioni sono sempre ben documentate, quindi Nati Gui, ti saluto e ti ringrazio per aver accettato l'invito a partecipare a una delle nostre serate di archeologia. Tra l'altro chiudiamo in bellezza perché oggi è l'ultima serata dell'anno, riprenderemo poi nel 2023 dopo le feste. Mi vengono i brividi a pensare 2023. Quando ero piccolo pensavo 2001 di Odissea nello spazio, adesso siamo nel 2023, non c'è nessuno. Insomma, stiamo andando troppo avanti. Bene, Natalia, allora tu tra l'altro hai scelto due siti inediti, poco conosciuti, e avrò tanto piacere nel parlarne con te. Salutiamo i nostri amici dell'Associazione Unebu, tutti coloro che ci seguono, insomma, dalla Sardegna, dall'Italia e dall'estero. Iniziamo a mandare la sigla, così poi faremo questa nostra diretta. Allora, sigla Onebu, via. Bene, eccoci qua. Siamo pronti a vedere la nostra serata. Sto condividendo nei gruppi. Saluto tutti, lo mettiamo anche nel gruppo testimonianze di Gerolamo. Ok, l'abbiamo messo nel gruppo preistoria, quindi benissimo. Sbrigate tutte le formalità, siamo pronti. Chiedo scusa per questi minuti in ritardo. Io stavo parlando con Natalia, mi sono distratto e l'orologio segnava un orario diverso. Allora, Natalia. Associazione e tutte le persone che ci seguiranno stasera. Vi ringrazio. Grazie, che ci seguiranno in diretta e anche tanti altri che ci seguiranno sicuramente in differita, perché molti, sai, lavorano ancora a quest'ora e quindi preferiscono poi rientrare con calma la sera quando se non hanno sonno si collegano al nostro sito e vedono le nostre dirette. Quindi ciao Gianfranco, ciao Pasquale, Elena, siete tanti, Francesca, Giovanni, Teresina, Maria Raffaella, Maria Luisa, Damiana, oh, siete proprio tanti. Ecco l'incontro del venerdì. Bene, allora parleremo di tombe megalittiche, parleremo di una grotta, faremo vedere delle immagini. Mi hai detto che vogliamo iniziare con la grotta di Siniscola. Sì, di Siniscola. Bene, io allora direi senza indugi di iniziare a inquadrare questa grotta. Vuoi che metto subito le immagini? Iniziamo subito, Natalia. Va bene. Allora, aggiungo le immagini e non ti interrompo. Così puoi parlare spedita. Poi se c'è qualche domanda interessante la metto in sovraimpressione e così insomma, cerchiamo di rispondere in diretta alle persone che si stanno mettendo in contatto. Ciao Mauro, ciao Graziella, ciao Piero. Bene, Nati, puoi partire. Allora, nelle slide abbiamo cercato di mostrare il luogo dove si trova. Comunque si trova nella parte est del Montalbo, in territorio di Siniscola. Io abito dall'altra parte del Montalbo. Comunque puoi andare avanti. Sì. Allora, questo sito si trova vicino proprio al paese di Siniscola, nella zona industriale. Ed è diciamo che il Montalbo è molto ricco di questo tipo di grotte, anche se purtroppo
sono state devastate nel tempo. Puoi andare avanti. Allora, questa grotta si trova sotto, quindi si trova su un margine del costone, sotto la punta di Kurkurarvu, a Siniscola, e sotto c'è Riusiku. Qua abbiamo cercato di far capire in quale luogo loro abbiano deciso di edificare, di plasmare, possiamo dire, questa grotta. Vai avanti. Quindi prima abbiamo visto tutto l'insieme di una parte del Montalvo, l'entrata è molto piccola, praticamente loro hanno adattato attraverso una costruzione artificiale, hanno chiuso la grotta e hanno attuato una sorta di scala, però adesso tramite le immagini la vedremo piano piano. Io ho notato Ascolta, che c'è una sorta di domus prima dell'entrata, non so se è stata fatta da poco o se è una tipica dromus, cioè il corridoio, sì, il corridoio d'ingresso. o se è un corridoio d'ingresso. Sì, se vai avanti. Volevo chiederti, aspetta, prima di andare avanti, siccome io non la conosco questa grotta, allora vedo che questo ingresso, almeno dall'immagine, sembra messo in un punto più basso rispetto alle rocce che ci sono intorno. Cioè sembra quasi un imbuto che va a chiudersi verso l'ingresso, o è un effetto ottico? È inclinata, quindi no, è Ah, ecco, la fotografia. ok. Praticamente loro hanno chiuso una grande imboccatura e hanno fatto il corridoio, la scala, e poi dopo vedremo che hanno fatto un muro, e quindi poi comunque con il passare del tempo ci sono state crolli, eccetera, eccetera, quindi adesso sembra una piccola imboccatura, ma loro l'hanno plasmata al loro piacere. Oh. L'entrata è costituita da filari ed è piatta bandata, quindi classica costruzione proprio nuragica, però più antica rispetto a quelle ogive, ovviamente. Diciamo che quindi è della prima fase nuragica. Esatto. E puoi andare avanti. Questo è per vedere la proporzione, cioè io sono alta 1,60 m e mi sono dovuta inchinare, quindi guarda il lavoro che hanno fatto anche dietro, sembra proprio una piccola galleria, non Sì. sembra che sia proprio l'imboccatura di una grotta, diciamo, con l'apertura a vista, Sì, perché sì, poi quelle, sembra, diciamo, quelle con piccole sì, imboccature, ma in questo caso non era così. sembra proprio l'ingresso di un nuraghe dei primi, dei protonuraghi, quelli con l'ingresso rettangolare a forma di dolmen. Esatto, Sì. perché poi proprio l'ingresso è costituito dai gradini e poi dalla piattabanda e dai filari dei conci, però poi Sì. la scala è a gomito, tu entri dritto e poi invece come il gomito c'è una curvatura e scende molto ripida, è straordinaria. Cioè, allora, Ecco. abbiamo voluto mettere in evidenza questo gradino. Allora, in totale io ne ho contato 18 perché ce ne sono due fuori, uno davanti a questo e poi questo. E io l'avevo visitata questa grotta per la prima volta 8 anni fa con lo Speleo Club di Nuoro di cui fa parte mia sorella. Mi avevano portato loro con le imbragature, i caschetti, e io avevo letto che questa pietra era costituita da simboli, però io non ho più trovato quello scritto e ho pensato, magari loro semplicemente l'hanno scelta perché c'erano delle incisioni naturali. Se vai avanti si vede proprio la particolarità di questa pietra. Ovviamente il calcare si presta tantissimo, però è molto suggestiva. Magari loro l'hanno scelta, anche se naturale, probabilmente l'hanno scelta proprio perché qualcuno scriveva che era una mappa, un sole, eccetera, eccetera. Probabilmente solo naturale. Puoi andare avanti. Ecco, questa è la prima, diciamo la prima imboccatura, e poi sul fondo si vede proprio la curvatura a gomito. Quindi Ehm
piega verso destra Sì, 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 e poi scende. e scende. È straordinaria. Io non mi capacito ancora, ci sono stata 8 anni fa, ci sono stata quest'estate, non riesco a capire come abbiano potuto fare, ovviamente in tutti i siti che vado ogni volta penso alle loro capacità, però loro adattavano il luogo alle loro esigenze. Liliu ha pensato che si assomiglia un pochettino alle entrate dei pozzi sacri. In effetti un po' l'idea te la dà, però se avanzi, guarda come è meravigliosa. A me mi dà ogni volta l'impressione, oltretutto perché è stretta, che ti stai calando dentro un vortice per entrare dentro il ventre della madre terra, perché poi la grotta è davvero enorme dentro. Quindi io boh, ogni volta che... E poi è così, così ripida. E poi sulla destra c'è anche una piccola nicchia. Io non mi capacito come abbiano fatto a costruire, come abbiano As- fatto a costruire. Ascolta, ma è anche buia dentro? Cioè, sei andata con una torcia? Sì, 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 sì. Ovviamente noi non usiamo mai luci molto forti perché abbiamo sempre paura di fare qualche danno, quindi infatti la luci non sono neanche, eh, diciamo, straordinarie come cerchiamo di fare sempre, però è buio pesto. La volta che ero andata con gli speli avevano tutti, mi avevano dato il caschetto con e quindi io consiglio a chi andrà a visitarla di andare ovviamente con gli scarponi perché dentro poi si scivola e con il caschetto perché comunque è sempre una Ascolta, non abbiamo detto se la grotta è visitabile tramite un presidio oppure se bisogna chiamare qualcuno di Siniscola, insomma, come funziona? Ci sono delle guide? No, 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 è libera, libero accesso. Ovviamente è difficile da trovare perché io la prima volta c'ero andata 8 anni fa con gli speleo, questa volta ci abbiamo messo un po' di tempo per riuscire a capire quale fosse il... Dov'era l'imboccatura? Sì, 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 perché poi vai a salire e poi devi riuscire a capire. E poi una cosa di particolare è anche questa architrave che c'è in Mm. mezzo praticamente al tunnel della Scala. Ascolta, l'imboccatura è chiusa con delle piatabande oppure chiude a capanna, a doppio spiovente? Allora, no, chiude a doppio spiovente. Ok. Cioè, sembra Sì. proprio un vortice. Ah, ho La capito. banda è fuori, poi sì, c'è qualche architrave ovviamente, poi non so se ci sono stati dei lavori per metterla in sicurezza, però a me ha dato proprio l'impressione di entrare dentro un vortice. Fantastica. Ovviamente per chi soffre di claustrofobia, Claustrofobia, sì, è un po' è sconsigliabile. Beh, ma come tutte le grotte. esatto. Allora, qua, vabbè, mi ha fatto una fotografia per vedere le proporzioni comunque, anche se sembra più grande, ma in realtà io non sono, diciamo che sono magra e quindi è stretta, è angusta, ma angusta in senso buono però, non in brutto senso. Ma è un cancelletto quello che stai tenendo sulla mano? Allora, il comune di Siniscola ha adibito perché praticamente una volta che si entra dentro, Mm. dopo c'è un salto di praticamente di 60 metri fino a giù, ci sono più stanze, quindi io non capisco loro se col tempo, perché so che è stata devastata negli anni per le stalattiti, stalagmiti, eccetera, eccetera, non so se loro si calassero con delle corde come fanno gli spele o se c'era altre scale per poter scendere. Adesso ne- nelle slide si vede proprio la... Beh, teniamo conto del fatto che noi naturalmente abbiamo perso tutti i materiali organici come il legno, quindi è possibile che ci fossero dei support, degli adattamenti, dei gradini in legno che anche, aiutavano i nostri antenati, insomma, a scendere giù. Io li chiamo i nostri antenati perché, insomma, vediamo, siamo tutti sardi, quindi quelli erano sardi, residenti in Sardegna, in effetti sono tutti sardi, da qualunque epoca
provengano. Puoi andare avanti. Ecco Questa qua. è una fotografia della scala presa dal basso. Guarda quanto è ripida ed è perfetta. Poi se vai avanti ci sono altre fotografie. Ecco, è magnifica. Quindi nella parte sinistra, però destra quando stai scendendo, praticamente è accostato proprio al muro naturale della grotta. Invece dall'altra parte, per poter chiudere la grotta, hanno fatto un muro enorme. Cioè, per poterla chiudere, hanno fatto un muro enorme a filari e fantastico, che potremo vedere tra un po'. Qui così possiamo vedere sia le scale che il muro che hanno costruito loro dentro questa grotta per poter comunque chiudere e fare un unico accesso come avevano pensato loro, un accesso più stretto. Quindi in pratica hanno rivestito la parete interna con delle pietre. Sì, e hanno chiuso anche però la bocca della Grotta. Sì. grotta, perché da quel che io ho capito era molto più larga, quindi loro hanno proprio costruito questo muro per poterla chiudere e poi hanno fatto l'accesso come loro volevano. Infatti, se vai avanti, si vede proprio nel dettaglio, magari qua si vede meno nella prossima. Questa è fatta dall'alto. Questa Ok. è fatta dal basso della rampa di cui adottato il comune di Ah, Siniscola, sì, sì, sì. una grande Sì, sì, rampa di ferro per poter scendere giù, perché altrimenti non si può scendere, solo gli spelli certo. potevano scendere. E quindi da qui si vede qua, questo è una parte del muro, ovviamente c'era molto buio, ma è enorme, è alto più di 4 metri, è larghissimo più di 4, è una cosa impressionante. Cioè dalle foto, secondo me, non rende proprio la grandezza, l'architettura, cioè io a distanza di 8 anni sono rimasta ancora più, forse perché comunque conoscendo, ho girato più luoghi, quindi io magari rimango sempre più sconvolta dalle capacità che aveva questa civiltà. Questa vedi qua è la scala perché scende sempre più giù perché ci sono una sessantina di metri fino all'ultima stanza e quindi il comune di Siniscola è stata molto, molto bravo ad adibirla, così le persone possono andare, ovviamente sempre con il caschetto, sarebbe meglio. Caschetto, sì, scarpe antinfortunistiche sicuramente. Ecco, un po' prima. Allora, già io il giorno gli ho detto a A Cesare, Cesare. a me sembrano due colonne e sembra che noi ci stiamo immettendo dentro un tempio. Purtroppo quella di destra non c'è più. Però tu quando entri hai proprio quella sensazione. Poi quando sono andata a documentarmi, Lilliu ha detto la stessa identica cosa. Cioè tu hai proprio l'impressione di entrare dentro un tempio con le colonne ed è davvero bellissima, Spettacolare. spettacolare. Vedi l'entrata e questo è il primo piano, a parte che è pieno di crolli, poi si scende ancora più giù e poi ancora più giù, quindi è veramente enorme. Però già la differenza dell'accesso della cavità fino a giù, cioè è davvero enorme. Poi ho letto che avevano trovato dei favi di miele fossilizzati e anche dei conci nuragici. Io devo dirti la verità, anche se eravamo al buio vicino ad un'altra colonna, io ho trovato dei conci, li ho lasciati lì. Poi vedrai anche perché, spero sia una cosa, diciamo, legale, non che qualcuno stesse scavando da poco. In un altro studio invece avevano trovato un focolare con del cibo fossilizzato e anche lì dei conci proprio nuragici. Questa è la parete destra e lì a salire, ovviamente ci vogliono le corde, ci sono altre stanze. Cioè io ovviamente non credo fosse così perché so che c'erano stalattiti, stalagmiti, io credo proprio che fosse tipo proprio un santuario dentro, dove loro comunque lo utilizzavano per vari motivi. Soprattutto viene ipotizzato che fosse una grotta santuario. Ovviamente ci saranno 3-4 metri di Cioè, di crollo, chiaro.
controllo, quindi che hanno sigillato tutta la parte bassa. questa è la parte proprio inferiore. Questa qui ancora continua. Qualcuno diceva, sono andata a leggermi l'articolo di Francesco Manconi sulla grotta sacra di Morgongiori e quindi parla moltissimo anche di questa grotta perché non sono riuscita a trovare altro. E quindi si ipotizza anche che ci fosse una seconda entrata. Qualcuno invece dice che veniva utilizzato per i riti dell'acqua perché si formavano delle pozze d'acqua e quindi ovviamente sappiamo che i nuragici erano molto dediti all'acqua, hanno praticamente fatto, adesso ce ne saranno più di 1000 di pozzi per l'acqua, però questo è molto, molto interessante perché comunque sono saliti sul costone del Montalbo per poter costruire questo, però nel mio territorio, che è sempre nello stesso costone, però è in territorio di Lula, ce n'è per esempio anche un'altra che si chiama Susantuario, cioè è pieno, il Montalvo praticamente è pieno. In questo studio ho letto che era pieno di nuraghi, pieno di grotte santuario, quindi sicuramente era un luogo sacro per loro, perché qualcuno aveva ipotizzato che servisse per nascondersi, però non credo che avrebbero fatto tutto questo Lavoro, certo, solo per nascondere, certamente. credo. Certamente. Ascolta, ma poi ci parlerai anche di qualche reperto che è stato trovato giù o no? No, purtroppo solo quei conci, solo quelle favi fossilizzati. Io credo che non so se hanno mai fatto una vera e propria campagna di scavo, perché io non ho trovato niente, so solo che hanno trovato dei conci nuragici, ma niente. Ma ripeto, secondo me ci sono metri e metri e metri, ma proprio perché c'è dislivello e poi eh, camminando un po' più giù, se vai avanti con le slide, vabbè, qua sotto proprio questa semicolonna, che poi sarebbe una stalagmite, Sì. va bene, perché sembra che parta dal basso verso l'alto, proprio ai piedi c'era questi pezzi di ciotola, di qualcosa comunque di ceramica nuragica. E poi ho visto che c'è uno scavo, spero che sia uno scavo di indagine Legale? e non clandestino. Diciamo autorizzato. Poi quando noi stavamo camminando proprio lì, cioè io davo colpi con i piedi ed era vuoto, si sentiva il vuoto vuoto. Cioè in una grotta così sentire il vuoto evidentemente c'è qualche altra cosa. Certo. Vedi, questo l'abbiamo fotografato perché la sezione dello scavo, mi auguro uno scavo, però non l'ho Sì, no, trovato. ma questo sembra uno scavo ufficiale. I tombaroli non scavano così, insomma, fanno disastri. Questo sembra proprio uno scavo accurato. Speriamo, perché Mm. comunque secondo me restituirebbe davvero cose Sì, strane. Mauro Azzei, che saluto, ciao Mauro, ci chiede, ciao Gui, ma sei di Lula? Sì, Sì. sì, ebbene sì. Allora, andiamo ancora avanti. Questa, vabbè, questa è l'uscita, vedi, io poi non so se è stato fatto da poco, ma io lo vedo il corridoio. Sì che si vede il corridoio, certo. Manca Sì. la parte alta, certo. Ma lì i crolli, chissà come l'hanno cambiata la storia. Ok, questa è l'ultima immagine, quindi abbiamo visitato questa grotta. Io ti ringrazio perché sicuramente è affascinante, è un sito che in pochissimi conoscono, io l'ho conosciuto con te oggi, però è fruibile, nel senso che si potrebbe organizzare qualcosa, almeno per dare la possibilità, insomma, a tutti di capire di cosa si tratta, perché Sì. in effetti sembra un pochettino la grotta di Morgongiori, somiglia molto, però lì sono stati trovati i reperti, sono state fatte delle campagne di scavo, Emina Usai ha condotto, che saluto, tanto lei ci segue sempre, ciao Emina, lei ha condotto, ha diretto gli scavi lì a Morgongiori e appunto mi ha detto che era un sito interessantissimo, quindi chissà, il tecnico locale della soprintendenza dovrebbe insomma illuminarci con, sì, come dice Cesare, speriamo che la scavino e la studino, speriamo che la studino prima, poi scavare basta pochi frammenti per farci capire insomma di che cosa si tratta. Sì.
Va bene, quindi la grotta l'abbiamo fatta. Possiamo inquadrarla quindi in epoca nuragica, magari è un qualcosa che era presente già da epoca prenuragica, però poi Sì. certo, le L'architettura lavorazioni sono... Va bene, adesso ci trasferiamo a Collinas, quindi scendiamo più verso la mia zona, dall'Ula scendiamo verso la nostra zona, verso il sud della Sardegna, siamo in Marmilla e parliamo di Collinas. Qui si è andata a trovare delle tombe di giganti. Le tombe di giganti ricordiamo che sono dei sepolcri, dei monumenti funerari di epoca nuragica, anche arcaica, quindi inquadriamoli all'inizio del secondo millennio avanti Cristo, e vediamo questi di Collinas perché sono molto particolari. Quindi prego, Natalia, dai. Allora, quello che voglio dire io le ho scelte esattamente per questo. Allora, quando in Sardegna c'è stato il grandissimo cambiamento, hanno iniziato a costruire nuraghi a corridoio, le tombe dei giganti, che cosa ha fatto sì che divenissero un'icona della Sardegna le tombe? Proprio per il fatto che avessero l'esedra e la stele. La particolarità di queste tombe è che tutto quello che è stato ritrovato al loro interno è della stessa epoca del periodo nuragico, quindi i materiali più antichi risalgono al bronzo medio, ma è stata utilizzata anche nel bronzo recente finale e una delle due anche nel periodo del ferro. E la particolarità di queste tombe è che non hanno né esedra né stele. Però uno potrebbe dire, siccome la prima, la tomba, allora, lo dico dopo, dai, perché sto anticipando, perché io sono Vabbè. davvero colpita. Per me, per chi l'ha scavata deve essere stata una cosa davvero impressionante, per quanto loro in sé non sono rimaste, diciamo, perfettamente intatte, tutto quello che è stato trovato al proprio interno ha fatto sì che ci fosse uno studio, cioè, possiamo dire a 360 gradi. Io sono rimasta davvero colpita. Colpita. Poi rimango sempre colpita, quindi Perché hai passione per i monumenti? Sì, sì, sì. Ma è bello questo perché la passione traspare, enfatizzi proprio i monumenti come se li visitassi di nuovo per la prima volta. esatto. Allora, Quindi siamo... praticamente siamo a Collinas, Sì, diciamo, nel territorio storico della Marmilla, quindi nel sud Sardegna, e le tombe si trovano ad un paio di chilometri da Collinas, diciamo che sono a ovest. Però come possiamo vedere nella cartina, c'è vicino Sardara e vicino Collinas, però è in territorio di Collinas. di Collinas. Allora, questa è una foto del drone per mostrare che anche se non sono dello stesso, diciamo, proprio dello stesso periodo, sono state costruite entrambe in questa meravigliosa collina e sono distanti l'una dall'altra a una trentina di metri. Ehm, Purtroppo la tomba B, allora sono state indagate verso il 1982-84, dopo che quando stavano facendo la strada hanno dovuto tagliare la collina e hanno tagliato anche la parte del paramento murario della tomba B, però tutto quello che c'era all'interno è rimasto intatto. Quindi la tomba A si trova a meridione, la tomba B a settentrione, il corridoio della tomba A è rivolto a sud-est, invece l'altro è rivolto ad est. Possiamo andare avanti. Forse per ok. Quindi, come stavo dicendo, Sono ricomparso. Io ogni tanto perdo la linea. Vabbè, vai tranquilla. la particolarità di queste tombe è che non hanno né esedra né stele, però sono interrate per metà. Sono costituite in questo caso, questa viene definita le couvert dolmenica. Sappiamo che le couvert in Sardegna
venivano utilizzate, e i dolmen venivano utilizzati prima delle tombe dei giganti. In questo caso invece hanno continuato a utilizzare questa tipologia. Quindi allora, aspetta, perché diciamo che i non addetti ai lavori possono trovare difficile questo passaggio. Allora, diciamo che durante l'età del rame, che è pre-nuragica, quindi 1000 anni prima dei nuragici, esiste un sistema di sepoltura che è successivo alle Domus de Janas, che si chiamano gallerie funerarie o corridoi funerari, in francese alle couvert, coperte. Quindi sono delle gallerie fatte con delle pietre che danno una sezione rettangolare, coperte quindi a piatabanda, e dentro questo corridoio venivano infilati gli scheletri. Come possiamo vedere, tra l'altro, questa addirittura è pavimentata, è lastricata nel pavimento. Quindi queste tombe poi proseguono dall'età del rame all'età del bronzo, quindi arrivano in epoca nuragica. I nuragici aggiungono la stele e l'esedra, che è una sorta di diciamo piazzetta che c'è davanti, delineata da due ali di pietre, per fare i rituali funerari, perché nelle Domus de Janas, che sono delle tombe singole, anche se sono pluricellulari, i rituali li faceva probabilmente solo la famiglia. Invece in epoca nuragica, in queste tombe di giganti, abbiamo tantissimi scheletri all'interno, e quindi c'erano dei rituali che prevedevano più gente, allora hanno inventato questa esedra. In questo caso tu ci segnali che non ci sono né l'esedra e neanche la stele, però No, la forma è quella delle alle couvert. Okay. Dello stesso periodo, però in questo caso, ma non è l'unico caso nel meridione, ce ne sono altre, però sì, a Nurallao ad esempio ce n'è una fatta sempre senza esedra, fatta con, addirittura quella di Nurallao hanno utilizzato dei menhir per fare tutto il corridoio, cioè una serie di menhir affiancati, e hanno formato questa tomba, la tomba Iodda, la ricordano con questo nome. Va bene, scusa, ti sto interrompendo troppo, vai, scusami. No, va benissimo. Comunque puoi andare avanti. Sì, mi chiedono, venivano coperte di terra. Francesca Manno chiede, venivano coperte di terra? Sì, lo scheletro poi veniva ricoperto da un tumulo di terra. Sì, di solito venivano tumulate per vari motivi, per l'odore, eccetera, eccetera. Quindi sì. Allora, quindi la tomba ha un corridoio lungo 6,90 m. Poi però nella parte, purtroppo la facciata è andata distrutta, però nella parte anteriore è larga 1,40 m, poi inizia a restringersi e arriva fino ad 1 metro. Allora, che cosa hanno pensato? Siccome i filari, anche se sono dolmenici, sono piccolini, hanno pensato che sicuramente manca il secondo filare, anche perché l'unica pietra, l'unico concio della copertura a piatabandata è molto basso, e di solito non erano così bassi, quindi si ipotizza che manca la seconda fila. Infatti anche il concio di chiusura dell'abside, della fine, è molto più alto. Volevo dire che la tomba è fatta in basalto, invece i ciottoli della pavimentazione sono in scisto. Ah, ok. Ed è tutta pavimentata. Però la bellezza di queste tombe è il fatto che dentro praticamente c'è scritto che quasi tutta, anche se questa soprattutto è stata scavata in modo clandestino, c'erano delle porzioni che erano intatte, però non hanno trovato nessuno scheletro in giacitura primaria. Cosa vuol dire? Quando una persona muore e viene poi sepolta, di solito ovviamente non viene spostata, invece in questo caso non ne hanno trovato neanche una spostata, quindi sì, hanno ipotizzato in base ai frammenti che hanno trovato l'epoca, però non sanno di preciso proprio il millennio, non il millennio, Il magari periodo di utilizzo. sì, perché i più antichi reperti risalgono al 1700, quindi stiamo parlando del bronzo medio, però potrebbe essere anche un po' più antica. Un pochettino più antica.
se vai avanti, allora vabbè qua in prospettiva si vede proprio la parte anteriore che è più larga rispetto al restringimento della parte posteriore. Allora, nella parte anteriore è stato ritrovato un pugnale di bronzo di 19 centimetri e invece al suo interno, anche se i tombaroli l'avevano rotta, hanno trovato una pisside decorata e poi sono riusciti a ricomporla. E le pissidi solitamente in quasi tutte le tombe dei giganti, quelle quindi delle sepolture nuragiche, sono sempre state ritrovate nel vano funerario all'interno, quindi si è ipotizzato che fossero utilizzate per fare i riti durante la sepoltura, non come i riti che si potevano fare all'esterno, che si potevano fare in più periodi dell'anno. Quindi le pissidi decorate sono sempre state ritrovate fino ad oggi, sempre all'interno. E Ok. dopo io ho messo anche delle foto perché poi vi dirò anche da dove ho preso il materiale. L'hanno ricomposta ed è perfetta, magnifica. Ascolta, quindi adesso che si vede dalla parte frontale, si vede l'ultimo concio in fondo, prima dell'abside, che è quell'architrave grosso a piatabanda che c'è in fondo, in fondo, in fondo. Quindi tu ci stavi dicendo che probabilmente, visto che è posizionato più in basso, quello in realtà era posizionato sopra e quindi ci manca tutta la fila laterale, tutto un secondo livello laterale del Esatto. corridoio e sopra era, quindi doveva essere quasi una tomba a camera molto grande. Eh Sì, sì, sì. andiamo avanti. Ecco la Eh, vista dall'abside. esatto. E questa è tipica comunque anche delle tombe dei giganti, poi puoi andare avanti. Sì, Praticamente in questa stavo cercando di guardare se in realtà l'esedra è stata smontata e portata via oppure è proprio assente, perché comunque la piazzetta davanti alla tomba c'è, però ma in entrambe, perché comunque facevano i riti, però io sono andata proprio a cercarmi i diari di scavi, poi dopo ho scritto anche, poi se vorrà qualcuno leggerli, perché comunque è molto interessante, c'è proprio tutto lo studio, perché dentro la tomba A hanno trovato una marea di denti, una marea di pezzetti di falange, di cranio, eccetera, eccetera. E grazie a questo sono riusciti almeno a capire che 103 o 109 defunti erano stati sepolti. quindi un Cioè, centinaio di persone sepolte dentro. sì, sì, Chiaro? trovati di sicuro e grazie al fatto che hanno trovato i denti sono potuti anche risalire al fatto che venivano seppelliti nella tomba le persone della comunità di qualsiasi età, neonati, bambini, anziani, quindi era una tomba collettiva dove tutte le persone avevano la stessa importanza. E questa Questo è per me molto interessante perché ci testimonia che la società nuragica prevalentemente era egualitaria, esatto, perlomeno esatto. nel momento della morte si era tutti quanti uguali. Io ritengo, e l'ho sempre scritto, che anche nella vita si era egualitari, cioè non era, la società nuragica non è gerarchica, è una società pacifica, è una società assolutamente sana dal punto di vista delle guerre. C'è Non c'è magari qualche conflitto. uomo, donna, bambini, niente. Sì, 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 ma anche nei bronzetti vediamo che ci sono uomini, donne di tutte le età, vecchi, eccetera, eccetera. Quindi una società egualitaria, dalle tombe si evince naturalmente. Esatto, puoi andare avanti? Sì, mi sto godendo questo bel tramonto. Sì, infatti qua magari non compare, ma durante la visita è stato davvero bellissimo e anche nella foto era bellissima, qua un po' meno. Allora, queste per esempio sono le fotografie degli scavi del 82 e 84 e hanno trovato 82 chilogrammi di frammenti ossei, che Mm. comunque è una cosa sorprendente perché di solito non si trovano tanti reperti, diciamo, nelle tombe, invece qua sono riusciti a ricostruire almeno
103, la deposizione di 103 individui e poi 82 kg di frammenti di ossa. Sì, c'è da dire su questo, puntualizziamo un qualcosa, visto che sono in tanti che ci stanno seguendo. Molte volte sento o leggo qualche articolo dove dice che le tombe di giganti non sono tombe. In realtà, cioè, se troviamo 100 sepolti, 100 scheletri all'interno delle tombe e poi vediamo che sono sepolti in fasi successive, quindi non è che c'è un riutilizzo, eccetera, eccetera, è evidente che sono delle tombe. Quindi dobbiamo sfatare il fatto di inventare delle teorie dove questi sono monumenti, insomma, realizzati per fare altre cose. Quindi Allora, per sono quanto tombe. riguarda queste 2 tombe, è sicuro al 100% che hanno trovato 103 individui. Non è che sono stati trovati 103, quelli che sono riusciti a ricostruire, perché comunque non erano in connessione in questa tomba, non ne hanno trovato neanche uno in connessione di scheletro, però talmente c'era tanto materiale che almeno 103 individui sono sicuri che ci fossero. Sì, ma c'è la tomba di Decimo Puzzo dove ne hanno trovato 300 scheletri all'interno, quindi sono tombe pazzesche. 239, quelli che sono riusciti a ricomporre, a parte quelli che hanno trovato 7, però lo dirò dopo. Quindi questo è sono i I reperti materiali, sì, materiali più belli che hanno, non più belli, diciamo quelli che sono più arrivati. significativi. Sì, quindi la Pisside che stavo dicendo decorata, che grazie ai bravissimi archeologi praticamente sembra intata, il pugnale, e poi i vaghi in osso e in faience che è la terracotta e il vetro. I vaghi sono praticamente quelli che venivano utilizzati per le collane, quelle che noi poi vediamo nei musei, erano praticamente fatti con questi materiali. Era specificato dove sono stati trovati i materiali? Cioè erano messi alla rinfusa o erano in qualche ripostiglio o non è specificato? Allora, io ho letto, per questa tomba, ho letto che il pugnale era praticamente all'entrata, Mm. la Pisside praticamente era frammentata, era a pezzi con lo scavo clandestino, quindi non si sa esattamente dove, e anche i vaghi in questa tomba li hanno trovati sparpagliati. Questa è la tomba B. E Sì. questo è molto particolare, perché è di tipo aggettante, cioè a ogiva. In questo caso, quindi stiamo parlando, e nelle altre puntate avevamo anche spiegato il cambiamento, come è cambiata la tecnica dei nuraghi, è cambiato anche in questo caso, col passare del tempo, la tecnica anche di costruzione delle tombe. In questo caso è una tomba a filari, però i filari sono enormi, i conci non si denota dalla foto, ma sono veramente enormi. E quindi andava a chiudere a ogiva, non aveva Mm. piatta banda perché è successiva anche. Sono di una seconda fase, come nei nuraghi. Nei nuraghi abbiamo gli ingressi che vanno prima a tronco ogivale e poi ogivale. Ogivale vuol dire tendono a essere triangolari, così semplifichiamo un pochettino. Esatto. Va bene. Praticamente all'inizio pensavano, era quasi intatta, perché pensavano addirittura che fosse un nuraghe. Poi quando hanno sbancato la collina, purtroppo hanno distrutto Una parete. sì, e la parete e anche la Sì, cupetura. perché qui a fianco passa la strada, tra Sì, l'altro. è proprio a pochi metri. Sì. Allora, quindi in questo caso la lunghezza del corridoio è 9,30 m, la larghezza invece è di 90 centimetri, e in questo caso però il pavimento era fatto di lastrine e di piccoli ciottoli di fiume. Infatti nelle foto vecchie si vede proprio la pavimentazione. Quindi Ovviamente. l'altra è un pochettino più piccolina, un pochettino più larga ed è lastricata. Questa Sì, è più lunga, più stretta e ci sono i ciottoli sotto. esatto. E poi la Mm. facciata era a filari. A Sì. filari, mancava ma anche nelle tombe dei giganti dopo, con il passare del tempo si è passata a questa nuova tecnica a filari, anche se in questo caso manca l'esedra, però c'è una sorpresa anche in questa tomba.
Poi della parte della facciata rimangono solo 5 conci, e praticamente, questa è l'entrata, dove venivano anche, c'era scritto nel documento, dove i corpi venivano adagiati tramite proprio questa finestrella, cioè venivano oltrepassati tramite la finestrella. Cioè venivano infilati all'interno Sì, attraverso sì. la finestrella, perché Esatto. ricordo che ci sono alcune tombe galluresi che hanno un'apertura superiore, quindi i defunti venivano calati dall'alto, e infatti nella stele la porticina. Di solito si pensa che uno dei grandi lastroni venisse praticamente Sì, aperto. magari fosse chiuso magari in legno, non è detto che fosse chiuso in pietra, cioè uno sportello dove si può tirare su e il defunto viene infilato dall'alto. Invece in Sì, questo caso, perché era tutta chiusa, gli studiosi hanno definito questa tipologia di sì, deposizione. quindi ingresso utilizzato anche per corridoio, per infilare proprio i defunti dentro. Ecco, questa è una parte posteriore, Esatto. Poi possiamo andare avanti perché c'è una cosa davvero particolare. interessante. Una Esatto. cistallittica, Sì, eccola. esatto. A fianco, anche se non ha lo stesso orientamento perché il corridoio, come avevo detto, è orientato ad est, questa è una cista, ha quattro conci, non ha restituito nessun tipo di copertura, però al suo interno ha restituito tantissime ossa di infanti e sono riusciti a risalire almeno a 45, che ovviamente nessuno, diciamo, In giacitura primaria, certo. esatto, né in giacitura, e comunque tutti i pezzettini sparsi, diciamo, adesso non mi sta venendo il termine, dopo me lo Sì, 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 ricordo. Praticamente sono arrivati, cioè, hanno ricostruito 46, queste comunque bambini. sì, 46 defunti. E poi ho visto una cosa molto particolare nella pietra di sinistra, nel concio di sinistra, che c'è una sorta di spirale. Io non ho trovato scritto niente su questo, quindi non so se è una cosa fatta, che ne so, con un mezzo meccanico, eccetera, eccetera, oppure fosse un concio riutilizzato come già, per esempio, lo possiamo ritrovare nelle tombe dei giganti di Madao. In una delle tombe c'è proprio la spirale, hanno riutilizzato una delle pietre, che fosse di un altare, che fosse di un menino. Per me anche questa, se notiamo nella parte è piccolina, qua non si vede, ma io oggi sono andata a riguardarmi le mie foto e io continuo a vederla la spirale. Ricordiamo, le tombe Madausi sono a Fonni. Esatto. Possiamo andare avanti. Ah, ecco, qui un pochettino si vede meglio. Mm. Mm. Quindi una pietra istoriata, diciamo, con un simbolo a spirale che potrebbe essere il simbolo della rinascita, certo, è il Ah, simbolo tradizionale che si lega proprio ai fenomeni di rinascita. puoi andare avanti. Allora, in questa tomba che cosa hanno trovato? Dietro lo stipite dell'entrata hanno trovato due olle, una addirittura aveva anche il tegame e lì sono stati trovati tantissime ossa di bambini. A me una delle cose che mi ha sorpreso di più, oltre che il fatto delle persone adulte, il fatto che abbiano trovato due neonati, due bambini, due neonati che avevano 2 mesi, 5 fetti. Hanno Ah, trovato 5 fetti. Quindi questa cosa mi ha fatto pensare tantissimo al fatto che loro ehm, ritenessero parte della loro comunità anche i bambini ancora non nati. sì, Quindi per me nati morti, sì, sì, certo, è certo, stato ancora, certo. molto emozionante perché comunque questa comunità era molto unita e in questa tomba hanno trovato, grazie al fatto che abbiano trovato 7 diciamo scheletri quasi praticamente interi, ha fatto capire che venivano deposti quelli che morivano, che morivano, uh,
che ne so, in giornata, non so, e quindi li seppellivano, venivano deposti nella parte anteriore. Poi, mano a mano che morivano altre persone del villaggio, venivano spostati nella in parte avanti. Certo, per fare spazio. Man mano che lo spazio diminuiva, i morti precedenti li spingevano più, che poi erano diventate ossa, quindi era esatto. diventato un ossario. Le ossa venivano prese e spostate verso il Ma fondo della... no, praticamente loro, scusami se ho detto no, Ok, ma allora nell'entrata c'erano, hanno trovato 7 corpi in connessione, una femmina, 3 maschi, gli altri non lo sanno. Poi li spostavano al centro, mano a mano che morivano altre persone. Poi nell'ultima parte, nella parte posteriore, 3 metri, era adibito a ossario. Lì ah, ho capito. dopo tutti insieme spingevano le ossa, e questo è stato tutto ritrovato, e grazie a questo si è potuto capire che erano sepolture del Bronzo Medio, recente, finale, e qualcosa anche del ferro. Ho capito, Ma quindi una tomba millenaria. esatto, hanno fatto un calcolo di 500 anni, poi non si sa se in 500 anni l'abbiano usata tutti i 500 anni, ci sia stato un po' di interruzione, non si sa, però per 500 anni, e grazie a questa tomba, vabbè, ai resti delle tombe, sono riusciti anche a capire che tipo di alimentazione avessero. Mm. Praticamente loro mangiavano molto miglio, molte verdure, e rispetto ad altre popolazioni dello stesso periodo mangiavano meno carne, e loro più ovi caprini che bovini. Mm. Poi Mm. della tomba 1 e della tomba 2 hanno analizzato anche i denti, e solo nella tomba A il 2% aveva le carie nei denti, e dell'altra 1,5%, quindi quasi niente. Quindi, E signori, mangiamo meno carne, mangiamo più miglio. rispetto alle altre popolazioni, ma le altre popolazioni mangiavano carne. Certo, infatti dico, mangiamo meno carne perché la carne fa carire i denti, è una novità, chissà, Questi quasi chissà. niente. E poi sono riusciti anche a capire, vabbè, analizzando comunque isotopi, analizzando, cioè, tutte le analisi che possono fare sull'ossigeno, eccetera, eccetera, anche che era un periodo caldo o secco, caldo. Mm. Con una integrazione di piogge, c'era stato un aumento di piogge verso la metà dell'uso di questa tomba. Mm. E poi avevano scoperto anche che tutte le persone in queste tombe avevano, ovviamente, rispetto ai resti che hanno potuto analizzare, mangiavano praticamente tutti nello stesso modo, non c'era diversità né per genere né per età. Una dimostrazione ulteriore che la società era egualitaria, stavano tutti uguali. Qua sono riusciti possiamo andare avanti, perché così velocemente vediamo. Ah, le Qua, ossa. sì, qua hanno trovato 45 kg di ossa, e sono riusciti a capire che almeno 239 individui erano stati seppelliti in questa tomba, che per me, io credo che gli archeologi che hanno scavato devono essere stati emozionati, perché ritrovare tombe Sì, comunque normalmente le troviamo sì, vuote, tra l'altro. le scavavano. Ecco qua, questi sono proprio in giacitura primaria. Prime deposizioni, quelli in connessione sono 7, 3 sono riusciti a capire che erano maschi, 1 femmina, gli altri non sono riusciti a capire, ed è davvero, davvero sorprendente. Però c'è Sorprendente, sì. il cartello fuori con tutte le indicazioni, le foto, hanno fatto un lavoro molto, molto bello. Poi se vai avanti, allora, ho detto che nel corridoio funerario era stata trovata, nello stipite destro, era stata trovata due di olle, però in questo caso ne possiamo vedere una, e dentro c'erano tutte le ossa, è stata ritrovata così, poi va bene, è stata ricomposta. Invece nella foto sotto sono i reperti, le ossa che sono state ritrovate nelle ciste littiche. Volevo dire che nella tomba A sono stati trovati pochi frammenti all'esterno,
e qualche frammento era anche di epoca romana. Si vede che comunque anche i romani lì I romani tendevano comunque a rispettare sì. i luoghi funerari. Quindi se le persone si vogliono documentare, visto che questo che ci sono proprio i diari di scavi e quindi le persone si possono documentare, possono scaricare benissimo questo file, così perché c'è davvero tantissimo da dire, hanno fatto un lavoro straordinario. Ecco, leggo anche il nome di Ornella Affonso, che sicuramente ha esaminato i resti osteologici. Lei è, diciamo, una studiosa che ha esaminato anche le ossa di Monteprama e ci ha raccontato tantissime novità sui defunti di Monteprama. Quindi se guarda questa trasmissione la salutiamo. Buongiorno Ornella, prima o poi riuscirò a catturarti per invitarti per fare una di queste serate. Andiamo ancora avanti. Sì. Ecco qua l'ultima Siamo immagine, arrivati. che è quella che ho messo io in copertina per presentare la serata di oggi. E da Sì. qui si vede bene che sono dei conci molto grandi. Sì, però vedi che non sono molto alti, quindi si ipotizza proprio che ci fosse il Un secondo secondo piano, sì, sì, un secondo filare. in tutte le tombe dei giganti non sono così bassini, non ti devi proprio, non devi gattonare per poterci entrare. Poi era comunque una tomba collettiva e Certo, quindi è stata utilizzata. certo. Il bello è che anche sono mezzo interrate entrambe. Secondo me quello ha salvato tantissimo. Magari era qualche terreno privato. Aspetta un po' qua, ok? Magari era qualche terreno privato che quindi ha salvaguardato perfettamente la conservazione. Guarda, io sono veramente contento, a parte che è molto raro vedere comunque dei sepolcri, ci hai fatto vedere le fotografie in fase di scavo, quindi sepolcri che hanno conservato le ossa. Sappiamo che le tombe, per esempio, in granito, il granito è acido, quindi le ossa non si trovano. Invece qui lo scisto ha conservato Sì. appunto tutti i frammenti e Però anche quella, ha conservato meglio gli scheletri rispetto alla tomba A. la C'era tomba B, quella che aveva i cocci piccoli, le pietre di fiume piccole. sì, Ah, ok, ok, esattamente. ok. Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo perché è stata una bella passeggiata. Ci hai presentato tre monumenti molto, molto interessanti, cioè le tombe di giganti senza esedra, insomma, sono rarissime, anche Infatti se ci sono sono. rimasta davvero colpita, ma anche per la grotta, cioè noi magari le persone possono pensare che ovviamente hanno fatto dei lavori fantastici con i nuraghi, le tombe dei giganti, però poi c'erano un po', ci sono anche delle diversità al loro interno e per me è davvero bellissimo, è grandioso. Emozionante. Vorrei dire anche che il giorno era un po' di malumore e Mm. quindi Cesare mi ha detto adesso ti porto in A un vedere le posto. tombe. Mi ha detto di portare in un posto. E io la verità, quando sono arrivata lì, poi mi ha colpito il fatto perché poi c'è fuori, loro Sì, hanno messo proprio il cartello, quindi tu puoi subito documentare. E certo, quindi cioè, puoi vedere anche le foto. Boh, poi molto bella. Va quando bene, allora io ti ringrazio per aver accettato l'invito, per questa bella passeggio, per queste escursioni che ci hai fatto fare. Voi vi siete sobbarcati la fatica di prendere anche delle strade impervie per arrivarci, avete fatto le fotografie e ci avete accompagnati perfettamente. Saluto Cesare che ha coadiuvato la tua relazione. Naturalmente ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno seguito e coloro che ci seguiranno in registrata. Ricordo a tutti che questa è l'ultima puntata del 2022, ci sentiremo poi a inizio 2023, ci saranno Nicola Dessì, insomma Nadia Canu, molti altri studiosi che saranno con noi, quindi andremo avanti fino a marzo. Pierluigi si è bloccato, quindi io vi ringrazio tutti quanti. Scusate se ero Cer- molto emozionata. Sì, ho ripreso la linea. Ma è anche bello vedere una persona che si emoziona mentre racconta un sito archeologico. Abbiamo tanti complimenti qui dalle persone che ci hanno seguito, cercheremo anche di rispondere a qualche domanda
nei commenti. Bene, io vi ringrazio. Manderei per l'ultima volta di quest'anno la nostra sigla. Un caro saluto a tutti, grazie a Cesare, grazie a Natalia. Visto che non ci vedremo prima, buon Natale, buone feste a tutti e che il 2023 ci porti tanta fortuna. Ciao a tutti. Ciao. La sigla non va. E va bene. E allora chiudiamo senza sigla. Un caro saluto a tutti, buona serata e alla prossima.